Nuove indiscrezioni riguardanti il format della Champions League in programma ad agosto. I match validi per il ritorno degli ottavi di finale Barcellona-Napoli, Juventus-Lione, Manchester City e Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea non subiranno cambi di sede, si disputeranno quindi rispettivamente al Camp Nou, Allianz Stadium, Etihad Stadium e Allianz Arena. Infine a Lisbona si terranno in gara unica gli impianti Dalus e Alvalade, quarti, semifinali e finale. Ora si attende solo il comunicato ufficiale della UEFA, ma se così fosse sarebbe stata smentita l'ipotesi del quotidiano AS, secondo cui anche i suddetti incontri si sarebbero svolti nella città portoghese. Nuovi ostacoli per quanto riguarda il calcio in chiaro in TV. Dopo i passi avanti fatti con Sky DAZN, era cresciuta la speranza di poter trasmettere un paio di match di Serie A in chiaro, come richiesto dal ministro Spadafora. A complicare le cose è però arrivato l'intervento di Mediaset. La TV della famiglia Berlusconi ha inviato una missiva nella quale viene specificato che, in assenza di una decisione governativa riguardo alla trasmissione in chiaro di una o più gare di Serie A, anche lei vuole avere la possibilità di diffondere le immagini. Se sarà la Lega a dare questa facoltà di trasmettere uno o due incontri sul digitale terrestre, la TV di Berlusconi vuole comprarne i diritti. Qualora non le fosse data questa opportunità, è pronta a chiedere tramite un provvedimento d'urgenza di bloccare la trasmissione. Federico Chiesa è l'oggetto dei desideri di Juventus e Inter, ma anche all'estero piace, soprattutto al Manchester United. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e il direttore sportivo Pradè sono stati chiari: se vuole andare via può, ma deve arrivare la giusta offerta. La Fiorentina non ha intenzione di svendere il suo gioiello. Prima di pensare al mercato però servono i gol di Chiesa per assicurare la salvezza ai viola. Il Mondiale 2020 di Formula 1 perde anche i Gran Premi di Azerbaigian, Singapore e Giappone. La Formula 1 conferma sul proprio sito ufficiale come a causa della pandemia di coronavirus le 3 tappe del circus sono state cancellate definitivamente. La Formula 1 conferma sul proprio sito ufficiale come a causa della pandemia di coronavirus le 3 tappe del circus siano state cancellate definitivamente. All'inizio di questo mese sono state annunciate le 8 gare di apertura che si svolgeranno tutte in Europa a partire dal Gran Premio d'Austria a Red Bull Ring il prossimo 5 luglio. L'intento della Formula 1 è riuscire a stilare un calendario finale che comprenda tra i 15 e i 18 Gran Premi, con l'intenzione di chiudere la stagione ad Abu Dhabi a metà dicembre.